Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ieri abbiamo visto l'importanza dei 10 comandamenti. Abbiamo visto che questa legge divina non è qualcosa che ci limita, che va contro la nostra natura e dalla quale dobbiamo fuggire il più possibile, ma al contrario. Chi meglio può conoscere la natura umana dello stesso creatore dell'uomo? Allora, oggi vedremo il primo comandamento. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo comandamento ci ordina di praticare la virtù della religione, cioè di credere in Dio, amarlo, adorarlo e servirlo sopra ogni cosa, in quanto Lui è l'unico Dio vero, è il nostro Creatore ed è il Signore di tutto. Egli è la fonte di ogni bene e ci mantiene nell'essere ogni istante della nostra vita. Allora è giusto che il nostro amore sia indirizzato in primo luogo a Lui. Come possiamo mostrare il nostro amore a Dio? Ce lo insegna Gesù. Chi mi ama osserva i miei comandamenti. Nessuno può dire di amare il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente, mentre continua a peccare. Perciò questo comandamento sta a fondamento di tutti gli altri comandamenti. Il primo comandamento ci chiede di amare Dio e quindi proibisce l'impietà, cioè il rifiutarsi di rendere culto a Dio, ma anche la superstizione, ovvero un culto sbagliato e falso, non indirizzato al vero Dio, e l'ignoranza, cioè evitare o non impegnarsi abbastanza per conoscere le verità della fede, che dovremmo conoscere. Noi cristiani non dobbiamo ignorare la nostra fede, anzi dobbiamo conoscerla e farla conoscere. Non dobbiamo pensare che la nostra conoscenza della fede è terminata il giorno della nostra cresima, ma dobbiamo continuare a formarci, per esempio ascoltando le catechesi del Papa o leggendo il Catechismo della Chiesa Cattolica. Il primo comandamento ci dice di non mettere niente al di sopra di Dio. Che cosa implica questo nella vita quotidiana? Implica che non possiamo adottare la legge divina alla nostra situazione, ma dobbiamo adottare noi stessi alla sua legge. Per esempio, se ci troviamo in un ambiente peccaminoso, dobbiamo cercare di lasciare questo ambiente. O forse, se vogliamo andare a vedere la partita di calcio domenica mattina, dobbiamo andare alla Santa Messa la sera. E se non c'è la Santa Messa domenica o sabato sera, non possiamo andare alla partita di calcio. Come possiamo vedere, a volte dobbiamo fare dei sacrifici per seguire questo comandamento. Ma chi è più degno del nostro amore? Dio o il calcio? E così via, con tutte le altre cose che vogliamo mettere al di sopra di Dio. Concludiamo dicendo che ci dobbiamo esaminare spesso per vedere se veramente amiamo il Signore con tutto il cuore, tutta l'anima e tutte le forze. Forse c'è qualche corso che possiamo seguire o un libro che possiamo leggere per conoscerlo meglio, per approfondire la fede? O forse diamo troppa importanza a qualcos'altro nella vita che non sia Dio? Ci affidiamo a Madonna Santissima che ha saputo amare il Signore Dio con tutto il suo cuore, con tutta la sua anima e con tutte le sue forze, affinché ci insegni ad essere veri cristiani. Sia lodato Gesù Cristo.